Offerto da A Castelcerreto, una frasciù piscina di Trevigli, nella Vassa Bergamasca, è stata presentata la squadra ciclistica della Trevigliese, con 10 corridori della categoria juniores, 17 e 18 anni di età. Società dirigita dal suo presidente Gigi Morigi da quando è nascita. Ma ha organizzato tantissime gare, ha avuto tanti bei corridori che sono diventati anche professionisti e adesso è una squadra di 10 sketch che si assicura che porterà anche di bei risultati. Hanno fatto gare nel 2013 per i problemi che mi ha causato la provincia, ma spera di fare gare, di ritornare a fare gare nel 2014. Morigi ha dato per altri dirigenti la fatta di presentazione al pubblico che ha finito la sala e che ha assistito con attenzione alla serata di presentazione e a tutti che è salito sul palco e che ha riservato i grandi battimenti. È stato insieme per gli ex corridori, poi ex professionisti intervenuti alla serata. Dopo è toccato al rappresentante del Comune di Treviglio, Yuri Fabio Imeri, vice sindaco della città, che si è detto orgoglioso della presenza sul territorio della società trevigliese. Dopo il rappresentante dell'amministrazione comunale è salito il direttore sportivo, oltre ai dirigenti e tutti che vedrà alla squadra anche sul come accompagnatore. Per premiare lo SCED che ha lanciato la prima gara dell'anno, che sta nel 2013 a Montichar, in terra dei Cusì Bressà, su pista, è salita però la sua mamma, che è stata premiata con una bella composizione di fiori. E dopo è stata la volta poi dei corridori, 10 corridori juniores, argu un po' imbranati nel parlare, dopo tutto Gesù è i garantiti de fas. Argu però già con un po' di disinvoltura l'ha dimostrata. E argu di loro, niente, si è presentato poi spettatore del TG Pota. Sono Danny Baronchelli, vengo da Carvensà e per il 2013 spero di essere un bel anno e di vincere e di portare a capo quei piazzamenti. Ciao a tutti, sono Paolo Ghilardi, vengo da Cornea e per il 2013 spero di essere una corsa. Se chiamo Matteo Simeone, sono di Baria, sono passista, spero di fare besta, magari qua una qua piazzamenti, però vabbè poi sarà sgradito. Ma se chiamo Andrea Castelli, è di Buonassota, almeno che sta, spero di essere almeno una gara. Ai lati del palco, da una parte fa una bella mostra un ritratto di Marco Pantani in maglia rosa, in quanto che è uno sponsor, Emanuele Manenti, lei è il proprietario del marchio Pantani Shows, che fa bella mostra poi sulle maglie del corridore. Manenti, che il gappiassà sul palco e poi in giro alla sala le sue scarpe sportive, una più bella dell'altra e tutte marchiate con la firma di Marco Pantani, ha gradito che le scarpe Pantani Shows già tutte realizzate in pelle naturale di prima qualità. Tanti modelli di scarpe, da quella per spasseggiare, quella per polsare, quella per la sera e poi la top, la scarpa sportiva elegante. Ma belle, tutte belle, sia la ista e come le si calza, perché già tutte costruite a mano su misura. Tutte scarpe personalizzate, fabbricate col sistema artigianale, che si può guardare sul sito internet www.pantanishoes.it. Naturalmente Manenti il ha parlato di Pantani e della Fondazione Pantani, creata dai genitori del ciclista morto 9 anni fa, e nella storia del ciclismo e di tutto il mondo sportivo. Mi appena Manenti, ma poi un corridore, compagno di squadra di Pantani sia la carriera che la Mercatone 1, o l'ha ricordato? Siamo qua in quelli di Treviglio per parlare di Marco Pantani. Mego curriculum Marco dal 94 fino al 99 e parlare al bergamasco poi ha messo mia e mi conviene parlare il medialetto o la mia lingua che è più facile. E niente, praticamente spendiamo 2 parole per Marco. Marco è stato uno dei grandi del ciclismo innanzitutto perché
evocava le imprese di Fausto Coppi ed è stato per questo la sua popolarità in tutto il mondo. Ha lasciato un grande segno, ha lasciato un grande ricordo, un personaggio indimenticabile e l'unico rammarico che è finito nel modo peggiore che poteva finire, però vive sempre nei nostri cuori. Manenti l'ha parlato poi di una gara, una gran fondo chiamata Pantanissima, che nel 2013 la sarà la sesta edizione e che la si curirà a Cesenatico il 22 aprile, che per iscriversi si può fare fino alla fine della gara. Però è sempre meglio fare prima, anche via mail. Basta collegarsi al sito internet www.pantani.it e inviare l'iscrizione. E per chi che vuole, si può partecipare con uno stand con un costo di sul 150 euro. E ischi che sarà miglior de corridor e miglior de accompagnatore, le può chiesta una grande occasione di partecipazione. Ma la sarà poi una festa del ciclismo, una festa dello sport, una festa per ricordare Marco Pantani. Alla fine, dopo tante parole che state portate sgagnate, con un bel buffet in fronte alla sala. Tate sgagnate e portate bevite, tanto per i corridori che hanno tempo di smaltire prima delle gare. Ai piedi del palco, due gioielli di biciclette della Bianchi, dei corridori naturalmente, le mi ha fatto venire la nostalgia dei miei tempi di corridori, che anche se è passato un po' di anni, andella mente, e che sarà sempre.